Molteplico di punti nel nuovo anno il Pupi di Vincenzo Bottini, che oggi al Palatezze non ha certo un avversario qualunque, l'Arzignano capolista che viaggia senza interruzioni da 3 mesi e mezzo. Da Udino Baggio per Roplos ci siamo, Arzignano, Pupi. Si accentra, Castrati ci mette l'esterno del piede, Sabatino, ancora Pupi in possesso, Dalla Valle si accentra, Dalla Valle con il destro alto, la sinistra Matteus la mette giù, Castrati e Iabre dentro l'area, la palla però è per Zuccon che si coordina, la schiaccia, vantaggio Arzignano con il destro volante del numero 10 Gianluca Zuccon. Zande Giacomo cerca il compagno, deviazione di Zuccon, quindi ancora Pupi con Masotto, Castrati ci prova ma è ancora Masotto in possesso, il destro sul palo, la palla resta lì, è nel posto giusto, il numero 25 Matteo Bortolotto, 2 metri di rincorsa, pronto a calciare il numero 10 del Pupi, Dalla Valle va con il sinistro a cercare il secondo palo, Baronio, grande intervento. Matteus, Iabre pressato e spinto Dalla Valle, ancora Arzignano in possesso, Matteus va profondo, verticale a cercare Castrati che spalla la porta, Ruleta al limite dell'area, l'intervento di Rodorov, Dalla Valle prova ad accelerare su Matteus che però non si fa superare, Matteus poi a sua volta supera l'avversario, va direttamente Zuccon che può andare, c'è anche Castrati sulla sinistra, ci pensa il capitano in maglia nera a bloccare l'avanzata dell'Arzignano, Dalla Valle dal limite, con 2 mani mette in tire. Matteus con calma ma con grande intelligenza tiene palla per l'Arzignano, ancora Matteus, Castrati, la finta Castrati, Rodaro, Matteus dalla rimessa, cambio lato, Zuccon va a puntare, Zuccon con il destro, Zuccon anticipa i tempi di lettura del portiere del Pupi e la insacca sul secondo palo, questa palla che si alza, passa sotto le gambe dell'avversario, si abbassa nel momento in cui deve entrare in porta, 2-1. Buonanno è seguito da Tumiatti, Buonanno si accentra, Bortolotto lascia passare il 13 che poi ci prova col destro così dal limite, il palo esterno, grande azione personale di Buonanno, è un'azione da mix card di Roploz, da vivere in slow motion, frame per frame, trovate tutto in descrizione. Matteus si abbassa, Zuccon con il movimento di Castrati, portato via l'uomo, l'Arzignano, ancora Matteus con l'1-2 a una manciata di secondi, Zuccon è partito Iabre, Zuccon lo vede, Iabre accelera, la palla è precisa, il 14 può andare in mezzo, il traversone su cui si lancia in spaccata Alberto Tumiatti e fa 3-1 per l'Arzignano, grande avvio di secondo tempo. Matteus la laterale per Tumiatti con il passaggio morbido, cerca di restituire al 7 il numero 9, poi lo scarico per Zuccon con il destro, la sfiora Rodor, Zuccon al limite dell'area, pressato Tumiatti, Alberto resiste e va dentro, non ci arriva Leonardo Tumiatti, corner di Leonardo Tumiatti, ai giocatori dell'Arzignano, palla per Zuccon, il controllo del 10 che poi fulmina così Rodaro, non puoi dargli spazio perché ti buca, arrivare Rodaro, poi torna in porta, la palla pericolosa per Dalla Valle, Arzignano si salva il Pupi, Zuccon, Leonardo Tumiatti, c'è anche Alberto Tumiatti, ancora il 10 però, da fuori sempre con questo destro insidiosissimo, Tumiatti, Zuccon, ancora Tumiatti, il controllo, la conclusione, la palla resta lì e Tumiatti ci arriva per primo con l'esterno del piede sinistro, fa 5-1 Arzignano in ampio controllo della partita, pressione in Zande Giacomo su Matteus che poi si gira e tocca per Castrati che si mette tra palla e avversario, quindi può ripartire l'Arzignano, Castrati, Zuccon al limite, ancora per Castrati, che ripartenza dell'Arzignano, la lucidità di Matteus sulla pressione all'altezza del calcio d'angolo, poi Castrati fa il resto, in azione per la pressione di Zande Giacomo, quindi Dalla Valle, d'esterno per Buonanno, ancora Buonanno, una finta, ancora Dalla Valle, al limite Dalla Valle, con la palla che gli resta un filo dietro, riesce comunque a coordinarsi e a mettere sul primo palo, Cato, Tumiatti il controllo, c'è Buonanno che insiste, più lesto gliela porta, Buonanno ci prova dalla lunga distanza, fa tutto lui, il numero 13 Francesco Buonanno, prova con il tackle il Sabatino, ma la para ancora per Arzignano, Tumiatti troppo corta, quindi Della Valle che può aprire da Zukic verso la porta, Biasi con il petto, dare dietro da Dalla Valle, controllo del 10 che va subito in porta, la lettura della traiettoria di Biasi, Coscia, ma non c'è più tempo, finisce così l'incontro tra Arzignano e Pupi, 6-3 il risultato finale, la squadra di Luciano proprio nella terza giornata contro il Pupi pareggiò per 3-3, poi da lì solo vittorie, con questa sono 12 consecutive, primo posto.